8 marzo, giornata della festa della donna, un'interessante iniziativa dove parlate delle problematiche della donna, un appuntamento ormai che è diventato una consuetudine per Angela Galvano e la sua associazione. Sì, noi ogni anno come Circolo Arci Agape di Agrigento ormai organizziamo proprio come tradizione un'iniziativa, un convegno su tematiche proprio per celebrare la festa della donna, per celebrare l'8 marzo. Quest'anno abbiamo deciso di intitolare l'iniziativa Donne, Associazionismo e Cultura, proprio perché abbiamo voluto porre l'accento sull'importante ruolo che le donne svolgono all'interno dell'associazione, grazie al loro entusiasmo, alla loro caparbietà, tenacia e competenza, riescono ad incidere a livello delle loro realtà territoriali e non soltanto, e a dare un contributo fattivo con il loro appunto impegno. E altresì vogliamo valorizzare e promuovere quella che è l'importanza della cultura. E proprio grazie alle iniziative che organizziamo sui vari territori in tema di promozione sociale e in tema di promozione culturale, le donne e delle associazioni, in particolar modo parliamo ovviamente della realtà delle associazioni ARCI non soltanto nella provincia di Agrigento ma nella regione siciliana, riescono grazie alle loro attività a dimostrare come sia importante partecipare attivamente all'associazionismo, perché partecipare all'associazionismo significa essere appunto cittadine attive di una società e riuscire nei modi possibili a contribuire a un miglioramento delle nostre realtà. Proprio ieri 2 casi di femminicidio, uno in Sicilia e uno in Campania. Purtroppo continuano a perpetrarsi degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle azioni che ci sottolineano la necessità di non rimanere silenti di fronte a casi di questo tipo e che quindi il percorso per una vera emancipazione delle donne è ancora in corso. Purtroppo siamo di fronte ad una salita ripida, anche perché oggi probabilmente quella perdita della cultura, perché anche un discorso di decadenza della cultura, l'imperare dell'ignoranza di una società ormai che si è svuotata di valori, che ci porta a concepire oggi forse più di ieri la donna come un oggetto, come qualcosa da utilizzare, un oggetto che è in possesso dell'uomo. Allora dobbiamo riuscire ad uscire da questa mentalità, a riuscire a scardinare questa mentalità, e quindi ancora le associazioni dovranno lavorare tanto per realizzare questo obiettivo, e quindi le donne dovranno impegnarsi su queste tematiche e non solo, al fine di poter garantire i diritti di cui fino ad oggi le donne hanno goduto anche per il futuro, perché purtroppo stiamo attraversando un momento particolare dove rischiamo anche di perdere quei diritti che abbiamo ritenuto quasi assodati e scontati. Probabilmente non è così. Il lavoro delle donne è un lavoro che probabilmente, e mi addolora dirlo, probabilmente è ancora da dover rafforzare sui territori, e la rete tra le donne è fondamentale per riuscire veramente a scardinare questa mentalità maschilista e a scardinare quelli che sono degli stereotipi presenti nella nostra società, che stanno continuando a danneggiare quello che è il percorso delle donne nell'ambito sociale e nell'ambito culturale.